sentito? Tu vuoi loro, ok? E andiamo avanti, giriamo pagina e c'è un altro po' di informazioni sulle preposizioni. Chi erano messo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi erano messo 2 anni? Allora, ma non li capitoliamo qua. La mattina non c'era cellulare, ha detto, da Sigma, ha detto, non stava a parte, ma non c'è, non c'è, non c'è, al master c'è, male, io non ho visto Sonia, Minussa, eccolo qua, Giovanni, e adesso siete 12. Allora, vediamo un attimino. Ma che strano, dice qua, particolarità della lingua italiana, espressioni strane, prova a mettere le preposizioni negli spazi. Abbiamo queste da sistemare, in ne abbiamo 1, 2, 3, 4 linee, poi abbiamo 1 A, 2 al, anzi 3 scusate, 3 al e 2 D. Quindi dobbiamo sistemare tutte queste preposizioni, ok? Vediamo un po' se questi modi di dire già li usate, li avete sentiti, ok? Quindi, quando si tratta di pasta non molto cotta, si dice pasta dente. Come si dice? Pasta in dente. A dente, al dente o di dente? L'avete sentita dire questa cosa? Questo modo di dire, lo conoscete? Vi è capitato di sentirlo? Vediamo se funziona qua. Avete sentito? Pasta di dente, no? No. No, pasta di dente. In realtà, esatto, come ha detto Inussa, si dice pasta al dente. Allora, cerco di... Poi, fuori testa vuol dire pazzo, non ragiona, ok? Allora è proprio... Fuori di testa. Come si dice? Fuori? Fuori di testa. Di. Esatto, fuori di testa. Fuori di testa. E la testa è uscito dalla testa. Passo, si usa, non si usa. Zero, se l'avete sentito dire fuori di testa, ma sei fuori di testa? Basta al. Fuori di testa. Troppo, riacceso, rispento, riacceso. Poi, essere verde, cioè non avere più soldi. Sono, che pensate? Che ci mettiamo in preposizione? Essere a verde. Al verde, al. Fuori di testa. Poi mangiare bianco, senza condimento vuol dire. Mangiare, come si dice? Mangiare? Al. No? In bianco. In bianco. Mangiare in bianco. Oggi voglio mangiare
mangiare in bianco perché ho un po' di mal di pancia, capito? Più leggero, senza condimenti. Oppure stare bene, buon fisico, essere in forma. Che ci mettiamo qua? Benissimo. In forma. Poi, quando si augura buona fortuna a qualcuno, ci sono anche altri modi per farlo, ma questo è uno di quello più usato. Si dice in bocca al. Poi, quando si tratta di essere bravi, capaci, si dice essere gamba. Qui ci mettiamo qua? Essere in gamba. In, sì. Poi, quando si è molto sorpresi di qualcosa, che si viene a sapere, che si vede, eccetera, eccetera, che si sente, rimanere stucco. Rimanere di Stucco. di stucco, meravigliato, sorpreso. Poi c'è notte senza dormire. Ho passato una notte bianco. Qui ci mettiamo qua in bianco. Esatto. L'ultimo, che si capisce che c'è un trattino solo, ci aiuta con un trattino, dice ma forse è una lettera sola, quindi quando si è tristi, depressi, essere a terra, io sono a terra, mi sento a terra, sono a terra. Ok. Questo è tutto generale. Quindi questi sono tutti modi di dire, capito? Modi di dire che si dicono con questo, usando queste terminologie. Qua non sappiamo come è preso. È a terra oggi questo pezzo, è a terra, non vuole andare, sta a fianco. Non so più che dire, se devi spegnere tutto e accendere per la terza volta. No, lo sai, quando succede, quando salta la corrente, anche se la rimettono, succede qualcosa. Io devo rispegnere per la terza volta, quando si romperà il computer, perché anche queste cose non fanno bene al computer, giusto? E si rovina il mio computer e ciao. E non va bene, però. Allora, andiamo a vedere l'altro esercizio. Quindi nel 25 dice altre frasi strane. Prova a mettere le proposizioni, guardate che proposizioni, correggete perché preposizioni, proposizioni che altro, non è questo, negli spazi e le preposizioni, fanno stare a voi sopra. Le preposizioni sono in, con, nel, di, sugli e sulla. Volete provare da soli o no? Che dite? Facciamo insieme o fate da soli? Provate, dai, vediamo come va, fate con la matita, male che vada correggiamo, dai, vediamo se azzeccate lo. Voi vedete? Dai, fate da soli, poi vediamo insieme come è andata, ok? Hai già fatto tu? Non mi vedete se sono bene. Allora, ti metto quello. Questi sì, vanno bene. Questi no. Questa così e qua però devi metterci questo. Questo va qui, questo togli.
metti questo, e qua devi no, D se ne va sopra, è giusto messo sopra, quindi questo se ne va sopra, poi con prendi qua, con lo sposti, poi ci mettiamo di aspetta, qua. Questo sì. Avanti. Avete fatto? Avanti. Avanti. Sì. Avanti. Avanti. Chi è? La Maduccio. Sentiva. Buongiorno, buongiorno. God, I'm tired. But this one can be called. It's not the same boss you use. It's not the same boss you use. Huh? It's the same boss. I'm tired. I came with the girl. One of the girls, because we were standing there before, we non-stop. Ma tu ti descrivo queste cose, così le puoi fare copia, capito? See, I have to say it, so let me finish. You just enter, No. This is you give the listen to the person. She never crazy. the spray. No. She got it for the children from school. Queste le puoi copiare subito, questo lo stanno facendo da soli, quindi tra poco correggiamo, tra pochissimo. Tra l'altro devo pure mettere l'ingresso, aspetta. Aspetta un attimo. Today my kids will go to school 11 o'clock. I said my kids will go to school 11 today. Today. Yeah, I'm going to put them. I will take them and go. I wanted to even stop self. But because I'll come out and come and take, I said no. I'm about to take them and go. The bus, train bus, just pass. They don't even stop. Why? I think these people were inside. Because everyone was. This was the first. The mistake was the back one. That person was good. Because if they are two bars, the first one will give sign to the second one to stop for us. He will not, the first one will not stop. We stop the first one, he will not stop. He gives sign to the second one. The second one will not. He goes like this. I swear. What do you like? He does like this. He will not stop. He will not stop. They are wicked. Very wicked. Questa è lettura, qua lettura. Ah, sì, 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 sì. Very wicked.
Esatto. Basta. Allora, dunque, eravamo arrivati a Barbari, vero? Quindi a Bibbia dobbiamo fare questo, vediamo un po' come è andata. Liberare l'intestino qua, andare al bagno, ma non per fare la pipì. Come si dice? Andare corpo. Che preposizioni ci mettiamo? Andare di. Di corpo. Di corpo. Si mette di, esatto. Ok? Quindi il modo di dire è questo. Andare di corpo. Sonia. Stare senza fare nulla, anche se c'è un problema, si dice, leggi qua, come è completato, stare Stare con le mani. con le mani Sulla mano. In. sulla non è, con le In mani mano. In mano. in mano, si dice, stare con le mani in mano. Vogliamo a tu? Non avere pelle. Questo qua. Pen. Peli. E lingua. Sulla. Sulla, ok, benissimo. Sulla lingua. Poi al massimo fai tu. Cercare il pelo, uovo, cercare piccoli difetti, cose minime, Tutti dividi. negative, con importanti. E come diciamo? Cercare il pelo? Let me selezione. My eye. Nel Nel, ok. è la possibilità. Benissimo. L'apostolo perché uovo comincia con una vocale. Esatto. Mustafa? Arrampicarsi, Specchi. specchi, cercare scuse, giustificazioni, ragioni che non assistono, Che non esistono. Quindi, arrampicarsi con no. Con l'abbiamo già usata, Mustafa. Quella l'abbiamo messa sopra, quindi non si usa più. Devi scegliere quelle che sono rimaste, una di quelle rimaste. Di, con, un in, su, nel, con. Le rimaste in e su. Bravo. Sugli, sugli specchi. Che si dice gli specchi, la specchi. Quindi sugli. E l'ultima la fa il Musa. Prendi in giro. Bene, prendere in giro. Quando vedete queste scritte qua sotto specifiche, di solito le dovete usare in tutte le cose. Capito? Se le avete messe in una frase, qua è come se fossero cancellate. Non ci sono più. Va bene, questi sono altri modi di dire che dovete imparare, così li potete usare anche voi se c'è bisogno, capito? Ok, allora adesso invece guardate questo test di lettura e comprensione che è collegato con la pagina 70 che era praticamente questa qua, vi ricordate l'accordo di integrazione? Quindi è un test con domande di questo tipo, guardate qua, rileggete bene qua e andate a vedere qua sotto vi dice guarda lo schema a pagina 70 e metti una X sulla sala giusta, come nell'esempio. L'esempio cosa ci dice? L'accordo di integrazione si firma We use this one. in lettura o sbagliati in prefettura. We use this question. La X va messa l'informazione esatta. E la stessa cosa andate a cercare se questa
queste altre cose che vi chiedo, ok? Poi correggiamo, fate da soli, ovviamente questo è un test, è meglio farlo da soli, e poi lo correggiamo insieme. Amando, devi continuare a guardare sopra? No, Fatto sono tutto? tutto. Tu Bashir hai messo tutte le parole qua? Bashir. Bashir? Done. Senti? Watch a movie. Pronto? The woman even know. Auricolare 9. The woman know. They Dove listen. sono già? Allora. You lost. Lost in the No, movie. ma riguarda bene, questa sì. No? Sì? Sì? No. Quindi questi qua This one vanno like to bene. behave like that times. Gli altri sì. Nursery That's school old student. person. Nursery school student. The time we are in the school. Primary school. Scusate, abbiamo corretto sopra l'esercizio. Adesso c'è da leggere pagina 70, dovete riguardare questo. L'abbiamo fatto l'altro giorno, ti ricordi? Abbiamo parlato di rapporto di integrazione. Non c'eri tu? Lo devi leggere perché qua c'è il test per vedere se hai capito quello che c'è scritto a pagina 70. Però lo puoi guardare pagina 70 e cerchi le informazioni, capito? Puoi tornare indietro sul libro. Queste qua però le devi correggere, vero? Queste devi vedere se fanno bene. Guardi David? Ah, ok. Come vuoi, se no lascio così, Adesso fate da soli e poi lo vediamo insieme. If you do it, you still do it. But We're not going to do it. you don't need to start. L'accordo di integrazione dura 2 anni. Quindi uno completo, diciamo, quindi più. Time is not going fast today. Guarda che fatto, sì? Fatto? No, No? Ma hai capito dove devi guardare? Non è che ti devi ricordare tutto, devi guardare pagina 70. Le informazioni
informazioni che trovi lì, come fai a ricordare tutto così? Capito? Guarda, le informazioni cercale là. Sì. Sì. Vi devo fare ascoltare un testo.